le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, ça commence avec toi. Anche questa settimana ci è sembrato doveroso iniziare la puntata di Penalty ancora una volta ricordando i tragici fatti di Parigi. Però questa è una trasmissione sportiva per cui giriamo pagina e andiamo subito a presentare naturalmente i nostri condottieri. Abbiamo per quanto riguarda la parte tecnica riguardante il campionato CND e il campionato di eccellenza il nostro Carmelo Puglisi che salutiamo. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Un saluto naturalmente che rivolgiamo anche alla nostra Jenny Diara, la nostra penaltina ufficiale di questa stagione 2015-2016. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. So che sono in molti a scriverti, a mandarti messaggi nel tuo account Facebook. Non ti puoi lamentare. Sbagliano, anziché mandarli sul numero arrivano su Facebook, però mi fa piacere lo stesso. Perfetto. E salutiamo il nostro ospite in questa prima parte, Giuseppe Truglio, Acidiale Eccellenza Girone B. Ciao buonasera. Giuseppe, oggi è andata maluccio, con questo Modica che a sorpresa ma probabilmente anche piacevolmente, insomma, vi manda a casa senza punti. Oggi è andata malissimo, preferivo essere qui a commentare una vittoria, però purtroppo oggi è stata una domenica da dimenticare. Da dimenticare, però sicuramente ancora il campionato è lungo, c'è anche tra l'altro la Coppa Italia che vi può ancora far diventare protagonisti. Vi voglio ricordare che la nostra è una trasmissione appunto sportiva che parla dal campionato CND sino al campionato di prima categoria con la solita fascia dedicata anche al calcio a 5, risultati, commenti, classifiche, ospiti appunto inerenti al calcio dilettantistico siciliano. Carmelo, prima di parlare del CND, io però volevo sottolineare ancora una volta che l'Acidiale, venendo oggi a perdere a Modica, probabilmente ha un po' messo in subbuglio tutto il campionato di eccellenza, poi lo insomma, miglioreremo il discorso quando parleremo dell'eccellenza, però volevo subito sentire il tuo parere. Chiederemo a Giuseppe un po' quello che è successo perché la Ciriale ha vissuto giorni strani, era uscita col morale a 1000 dalla vittoria casalinga sul Milazzo, oggi una prestazione inspiegabile, diciamo che tutto il progetto Ciriale perciò ha sempre questo alone un po' di confusione. Sai perché ti dico questo? Giuseppe... Perché gli amici di Acidiale ci seguono in tantissimi e quindi sapere come è andata a Modica sicuramente sarà importante, ma insomma metteremo a fuoco questa partita no, della Acidiale, ma è una partita sì però per il Modica, no? La scorsa settimana il mister aveva detto che avrebbe messo tutto il proprio bagaglio tecnico per vincere una partita che si presentava sicuramente al momento di iniziare difficilissima. 2 settimane fa qui ospite mister Lucenti, anche qui mister Lucenti arrivava un po' come Truglio oggi, dalla sconfitta casalinga con l'Orlandina, il Modica ha avuto la reazione domenica scorsa, pur perdendo a Taormina ha giocato una partita gagliardissima, perdendo 4-3 con lo Sporting, oggi invece è arrivato questo successo di prestigio che cambia la stagione del Modica. Ma prima di parlare del campionato di eccellenza parliamo del CND, campionato nazionale dilettanti, abbiamo subito i risultati, la classifica e poi avremo un collegamento anche con Alessandro Fragalà che ha visto per noi la partita Città di Scordia-Gelbison. I risultati insieme a Jenny. Agropoli Reggio Calabria 0-1, Città di Scordia Gelbison 0-2, Frattese Aversa Normanna 1-0,
Gragnano, Due Torri 0-0. Marsala, Leonfortese 0-0. Palmese, Noto 0-0. Rende, Cavese 1-2. Siracusa, Roccella 2-0. Vibonese, Sarnese 1-0. Ha riposato la Vigor Lamezia. In classifica la Cavese, vincendo in casa del Rende, ritorna di nuovo ad essere la squadra leader di questo girone I del campionato nazionale dilettante. Guardiamo comunque la classifica nel suo dettaglio insieme a Jenny. Cavese 29, Frattese 28, Siracusa 27, Vibonese 24, Due Torri, Reggio Calabria 23, Sarnese 22, Gragnano, Leonfortese 20, Marsala, Palmese, Aversa Normanna 19, Noto 17, Rende, Agropoli 16, Roccella 15, Gelbison 12, Città di Scordia 10, Vigor Lamezia 4. Ricordiamo che in classifica la Vigor Lamezia ha un punto di penalizzazione e la Versa Normanna invece 2 punti di penalizzazione. Adesso il tabellino del prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, sarà la 16ª giornata di andata, domenica prossima, domenica 29 novembre 2015. Eccolo qua già il tabellino: Aversa Normanna Gragnano, Cavese Marsala, Due Torri Città di Scordia, Gelbison Palmese, Leonfortese Siracusa, Noto Agropoli, Roccella Vibonese, Sarnese Frattese, Vigor Lamezia Rende, riposerà il Reggio Calabria. Allora, Carmelo, un quadro tecnico completo e poi sentiremo Alessandro Fragalà che ha visto per noi la partita tra Città di Scordia e Gelbison, che come tutti ben sanno purtroppo ha visto soccombere la squadra di Serafino. Beh, diciamo che oggi, Ettore, è tutto facilmente riassumibile, perché c'è il Siracusa che dopo il passo falso della scorsa settimana ha ripreso a vincere, e anche bene, questo 2-0 al De Simone con il Roccella, gol di Longoni, di Palermo, tutta la squadra è girato e la squadra è tornata a seguire Sottil alla perfezione. Poi sotto, e adesso ne parleremo meglio con Alessandro Fragalà, c'è il profondo rosso dello Scordia. Sì. In mezzo però c'è questo plotone di siciliane che oggi hanno pareggiato tutte con degli 0-0, un po' anche che con fanno classifica. Che fanno classifica. Certo, è un po' presto, diciamo queste sono più partite e profili che si vedono da gennaio in poi, però oggi tutte hanno preso punticini preziosi, a partire dal Due Torri che torna dalla Campania, da Gragnano con uno 0-0 prezioso. Non si fanno del male nel derby il Marsala di Pergolizzi e la Leonfortese di Gaetano Mirto, e uno 0-0 positivissimo anche per il Noto di Gaspare Cacciola a Palma Campania. Tutte bene o male muovono la classifica. Perfetto, allora a questo punto colleghiamoci con Alessandro Fragalà che ha seguito per noi appunto l'incontro tra Città di Scordia e Gelbison. Il Gelbison che vince 2-0 e che inguaia la squadra di Serafino. Ho saputo anche che tra l'altro c'è un silenzio stampa e probabilmente Alessandro ci potrà dire qualcosa in più. Alessandro, mi ascolti? Sì, vi ascolto già da un bel po' di tempo e ho Perfetto. ascoltato i risultati con piacere per avere il quadro completo di quello che è successo. Sì, io avrei esordito dicendo notte fonda, ma ho sentito Carmelo che ha detto profondo rosso, va bene lo stesso, diciamo che il concetto è praticamente lo stesso per quello che sta succedendo in casa Scordia. Quella di oggi era la grandissima occasione per risollevarsi un po', per cercare di centrare la prima vittoria allo Stadio Binanti. Invece questa partita per lo Scordia in pratica non si è mai giocata, perché gli scordiensi non sono mai scesi in campo, a prescindere dai 2 gol segnati da Rabbeni e Caso nel primo tempo non c'è stata assolutamente partita. Il Gelbison è una delle squadre più scarse di questo campionato, ma ha avuto vita assolutamente facile sul campo dello Scordia, proprio perché i giocatori non sono scesi in campo, hanno giocato male, hanno giocato svogliatamente, non ci hanno messo, non hanno dato il 100% come avrebbero dovuto fare in una partita così importante. Senti Alessandro, ma sì. abbiamo saputo, ce lo hai detto tu fuori diretta, che comunque c'è un po' di maretta, forse probabilmente la società, non escluso, possa prendere delle decisioni. Si parla anche di un cambio dell'allenatore, è possibile?
No, ti stavo proprio per dire questo, perché l'atteggiamento dei giocatori ha fatto arrabbiare non poco il presidente Rosario Gallo, ma Natale Serafino non si tocca, nel senso che le colpe in questo momento vengono attribuite ai giocatori, alla squadra, verranno presi dei provvedimenti per i giocatori e non per il tecnico, ed è diciamo anche una cosa assolutamente particolare nel calcio moderno, perché normalmente in queste situazioni i primi a pagare sono loro. È sempre il tecnico, invece in questo caso la dirigenza ha compreso che il tecnico ha colpe fino a un certo punto, ma poi sono i giocatori, e oggi noi lo abbiamo visto, posso testimoniarvelo, non hanno dato il 100%, certo, ma neanche il 50%, cioè non sono praticamente mai scesi in campo. Quindi, allora, sì, Ettore. Sì, no, diceva Alessandro, per chiudere, però la settimana prossima, e qui Carmelo ce lo può confermare, c'è uno scontro con il Due Torri che è pesantissimo, nel senso che il Due Torri è in corsa, in fase positiva, e lo Scordia viene fuori indubbiamente da un momento no. E per questo la situazione è ancora più grave. Questa col Gelbison doveva essere la partita della svolta per raccimolare qualche punticino, proprio in vista anche della partita difficilissima con il Due Torri. Ora cercheremo di capire come andrà la settimana in casa Scordia, anche se credo, e anche sono certi anche di questo, in casa Scordia si aspetta il mercato per cercare di cambiare radicalmente l'aspetto della squadra, perché la dirigenza ha compreso che sono stati fatti degli errori importanti. Sì, Ettore. Tu bene o male hai seguito durante tutto il campionato dello Scordia. Sì, le ho seguite tutte, sì. Come si spiega questa metamorfosi dalla squadra che vince le prime 3 partite, che va a vincere a Marsala, che prende punti a Gragnano in Campania, alla squadra inguardabile delle ultime settimane? Beh, diciamo che lo Scordia ha vinto partite con squadre che stavano peggio di lei in quel momento. Io lascio stare la partita di Marsala, è un episodio secondo me, lo Scordia non ha mai fatto bene in questo campionato, ha sempre avuto delle difficoltà, e credo che ci siano state delle decisioni sbagliate a inizio stagione, in primis, mi permetto di dirlo, quella di scegliere un giocatore importante ma un po' troppo avanti con gli anni come Giorgio Corona, che ha una personalità troppo forte per lo spogliatoio, squadra, per lo spogliatoio, e che probabilmente sta trascinando con sé tutti gli altri giocatori. È risaputo che non corre buon sangue tra Corona e il tecnico. Mi trovi assolutamente d'accordo. Va bene, allora a questo punto sta trascinando tutti con sé, probabilmente. Certo. Va bene, Alessandro, ti ringrazio per insomma il commento tecnico su questo incontro. Speriamo bene, sappiamo che comunque sarà una settimana molto molto calda a Scordia. Sì, assolutamente. Ettore, io saluto tutti, soprattutto Jenny, mi permetti? Certo, ci mancherebbe, visto Jenny, sei seguitissima. Alessandro. La preferisco a voi, devo dire la verità, e quindi siamo tutti d'accordo. Salutatemi anche Alessio, salutatemi anche Alessio, che sarà... Non mancheremo. Va bene, grazie. Ciao, buona serata. Grazie ad Alessandro Fragalà che ha seguito per noi la partita Città di Scordia Gelbison. Una battuta la dobbiamo fare anche con Truglio, questa squadra che sta soffrendo forse anche troppo la personalità di Corona. Ci metterei anche comunque tutto il gruppo, non direi che Corona sia il capo. Non penso che il problema sia Corona o altro, penso che quando si perde la colpa è di tutti. Perde tutta la squadra. Evidentemente c'è qualcosa che non va e spetta. E a dicembre forse qualcosa cambierà, speriamo bene. Bene, allora a questo punto chiudiamo la parentesi del campionato CND, passiamo la parola alla nostra Jenny, ci lancia la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio e parleremo di eccellenza e parleremo anche e soprattutto della Coppa Italia, dove la Ciriana è ancora in corsa, e dei 2 gironi chiaramente dell'eccellenza. Ovviamente noi mancheremo solo qualche istante, rimanete con noi tra pochissimo. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio.
Aton Viaggi, info 095 21 1440. Rieccoci con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta la domenica alle 19 sul canale 11 del digitale terrestre di Video Mediterraneo, così come in diretta sul canale 823 della piattaforma Sky. Vogliamo anche ricordare che questa trasmissione andrà in replica anche dopo la mezzanotte di questa domenica e anche nella mattinata del lunedì a partire dalle ore 7, mentre forse tu dormi, forse. No, assolutamente, tu non dormi. Io sono molto mattiniero. Perfetto, allora Coppa Italia, subito il servizio di Alessio Patti sui quarti di finale che si sono svolti in settimana, quindi abbiamo già il gruppo delle 4 semifinaliste di questo importante torneo che è appunto la Coppa Italia di eccellenza. Gela, Sicula Leonzio, Acireale e Mazzara. Ecco i 4 nomi delle semifinaliste di Coppa Italia di eccellenza dopo 4 gare di ritorno concitate e divertenti. All'Elio Catella di Alcamo il Gela ottiene la qualificazione in semifinale solamente ai calci di rigore dopo una gara combattuta e tirata. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con i padroni di casa più volte vicini al vantaggio e con gli ospiti in affanno a più riprese. Nel secondo tempo il Gela gioca una buona gara, ma l'Alba Alcamo capitalizza quanto di buono fatto nella prima frazione e passa al 78esimo grazie al gol di Lala. Il risultato non cambia più e la qualificazione si gioca tutta dagli 11 metri, in virtù dell'1-0 dell'andata maturato al Vincenzo Presti di Gela. Ai calci di rigore, per i bianconeri sono fatali gli errori di Maltesi e Alderuccio e il Gela esulta per una qualificazione sudata e strappata con le unghie e con i denti. Qualificazione meritata per il Mazzara che non lascia scampo al Mussomeli e consolida il successo dell'andata con un 3-0 tanto eloquente quanto perentorio. I padroni di casa aprono le danze al quarto minuto grazie al gol di De Simone che supera il portiere avversario con un gol dei suoi e porta in vantaggio il Mazzara. L'obiettivo qualificazione diventa ancora più improbabile per il Mussomeli all'8° minuto, quando è ancora De Simone a siglare la doppietta personale e a portare il punteggio sul 2-0. Doccia fredda per gli ospiti che non riescono a reagire e subiscono anche il terzo gol nella ripresa ad opera di Ortolini. 180 minuti di delirio quindi per un Mazzara ben messo in campo e sempre più cinico sotto rete che può davvero ambire alla vittoria finale. Rimonta vincente della Sicula Leonzio che all'Angelino Nobile di Lentini batte per 2-0 Ligia Virtus e capovolge l'esito del Dal Contres della gara d'andata. Al 6° minuto di gioco è l'attaccante bianconero Carbonaro a portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa su un corner ben battuto dal capitano Fascetto. Dopo il gol la Leonzio cresce ulteriormente e consolida la supremazia territoriale con il gol della doppietta di Nino Carbonaro, il quale realizza un penalty al 60° e porta la Leonzio sul 2-0. Il forcing finale del Ligia Virtus è sterile e la squadra di Sebbi Catania vola in semifinale con una prestazione eccellente, figlia di una condizione davvero temibile. Chiude il quadro delle semifinaliste la Ciriale di Ezio Raciti, che con il pareggio per 1-1 consolida la vittoria dell'andata e si qualifica alle semifinali. Dunque 4 squadre, Gela, Mazzara, Aciriale e Sicula Leonzio. Sarà veramente un terno all'otto. Sì, quattro protagoniste dei 2 gironi che si contendono quantomeno il trofeo regionale. Diciamo che la Coppa Italia in eccellenza all'inizio sembra un po' sottovalutata. Più che altro Ettore non ha l'efficacia che ha in promozione. In promozione chi vince ottiene subito la promozione diretta. Sì. Qui c'è il prestigio e poi ti devi giocare questi spareggi Però interregionali. Sempre un percorso un po' più tortuoso, ma è sempre un percorso. Sotto l'aspetto del prestigio sicuramente certo. Nessuno ci sta a perdere. Benissimo, allora a questo punto c'è Truglio, diciamolo se ci credono alla Coppa Italia. Truglio, voi ci credete alla Coppa Italia a questo punto della stagione? La società ci ha chiesto espressamente di andare avanti perché anche questo è un obiettivo della società. Una nota positiva di questo periodo è la Coppa Italia, quindi andiamo avanti. Ben venga, ben venga. Bene, allora a questo punto parliamo del campionato di eccellenza. Oggi si è giocata un'altra importante giornata, l'11ª. Guardiamo i risultati del girone A insieme a Jenny. Alba Alcamo, Libertas 2010 1-1. Atletico Campofranco, Gela Calcio 0-1. Cus Palermo, Paceco 0-2. Dattilo Noir, Parmonval 1-1.
Folgore Selinunte, San Cataldese 0-0, Castelbuono Mussomeli 1-0, Pro Favara Mazzara 1-0, Raffadali Camarat 1-0. In classifica sottolineiamo il pareggio sia della Dattilo Noir sia anche della San Cataldese, che con solo un punticino a testa continuano comunque ad essere le due squadre più importanti in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Dattilo Noir 23, San Cataldese 22, Gela Folgore Selinunte 20, Paceco Castelbuono Mazzara 19, Mussomeli Parmonval 15, Alba Alcamo 14, Raffadali 13, Camarat 12, Atletico Campofranco Cus Palermo 11, Libertas 2010 6, Pro Favara 4. Si giocherà naturalmente domenica prossima, la 12ª giornata, domenica 29 novembre 2015, questi gli incontri: Gela Calcio Pro Favara, Camarat Folgore Selinunte, Libertas 2010 Atletico Campofranco, Mazzara Castelbuono, Mussomeli Dattilo, Paceco Raffadali, Parmonval Cus Palermo ed infine San Cataldese Alba Alcamo. Allora Carmelo, e poi dopo andremo a vedere questa importante vittoria anche della squadra del Paceco a Palermo. Un quadro su questo girone A del campionato di eccellenza. Io credo che per parlare di un quadro di questo girone A di eccellenza basta vedere la classifica, Ettore, ben 7 squadre nel giro di 4 punti. È vero. E solamente 3 squadre di queste 7 oggi hanno vinto. Il Gela non sente le fatiche di Coppa e va ad espugnare Campofranco di Sicilia Ed per è a soli 1-0, 3 punti dalla vetta. ed è a soli 3 punti dalla vetta, riprendendosi la squadra di Bruccoleri quel ruolo da protagonista che le spetta. Poi ha vinto anche il Paceco, adesso vedremo le immagini sul campo di un Cus Palermo oggettivamente però in caduta libera, e torna alla vittoria, dobbiamo sottolinearlo, anche il Castelbuono di Salvoricca, che Giuseppe Truglio conosce bene, certo, che vince 1-0 sul Mussomeli. Va bene, allora vediamoci subito il servizio realizzato da Alessandro Castellese su Cus Palermo Paceco e poi parleremo anche con Truglio per sapere anche il suo parere su questo andamento del girone A del campionato di eccellenza. 11ª giornata di campionato nel girone A di eccellenza. Il Cus Palermo ospita il Paceco, una formazione, quella ospite, che ha meritato il successo grazie a una prestazione che ha visto con un gol per tempo il Paceco portare a casa i 3 punti per il Cus, un sabato che doveva servire per reagire sin da subito. Noi vi ricordiamo come sempre tutte le sintesi delle gare casalinghe dei giallorossoneri su cuspalermo.it e su YouTube sulla Cus Palermo TV. Parte meglio il Paceco, che al nono prova il tiro a volo con Parisi, con Terranova che dopo un primo assalto la mette al centro, poi Parisi a volo non riesce a inquadrare la porta. Ancora il Paceco pericoloso con l'attivissimo Testa sulla sinistra, che col mancino tenta di inquadrare la porta in senna, mette in calcio d'angolo. Terranova scatenato al 22esimo se ne va sulla sinistra, tenta di andare al centro, lo fa, prova il tiro con il destro, lo strozza un po'. Il primo acuto del Cus Palermo arriva al minuto 33, quando Graziano stoppa palla sulla destra, osserva il posizionamento dei suoi, la mette al centro, secondo palo, molto bello il suo assist, così come il tentativo a volo di Ferrara. La palla dà l'illusione del gol. Al 37esimo ancora Cus, palla al centro di Di Franco, a letto di testa, non inquadra la porta, ma anche oggi nettamente il migliore tra i suoi. Poi il gol che arriva al minuto 40, Bognani non ci pensa un attimo prima di verticalizzare, l'uscita di Insenna purtroppo non è delle migliori per il Cus, e così Testa può mettere in rete il gol dell'1-0 indisturbato. Grande esultanza per lui, probabilmente, anzi senza probabilmente, un lieto evento in casa Testa, gli facciamo anche gli auguri. Il secondo tempo, con le immagini sempre montate dalla Cus Palermo TV, con Testa che prova il tiraggiro, Insenna manda in corner, e poi c'è il 2-0, Terranova dalla sinistra parte scatenato, indisturbato, se ne va, palla al piede al vertice dell'area, quasi prova col destro, pallone del 2-0 al minuto 18, quindi il Paceco raddoppia con l'azione personale del migliore nettamente tra i suoi, quindi possiamo dire Terranova è a letto, i migliori in campo per l'una e l'altra fazione. Espulso anche Iucolano al 25esimo, molto nervoso il Paceco, che quindi chiude gli ultimi 20 minuti in inferiorità
numerica, molto nervoso, secondo giallo per proteste evitabili. Allora il Cus che prova a fare qualcosa in più, la prima verticalizzazione della match per il Cus arriva al 33esimo, però Scardillo non riesce a metterla bene al centro, ci prova Di Franco al 38esimo, la sua conclusione è potente ma il portiere devia, poi Ferrara non riesce a mettere al centro con potenza, è sempre il portiere ospite che va mistretta in presa. E poi Picone prova il gol dell'anno, anche la telecamera non riesce a seguire la sua incredibile conclusione al 41esimo da 40 metri, sarebbe stato un gran gol, e poi tenta la battuta Ferrara e Scardillo di testa non inquadra la porta. Termina così la sfida valida per l'11ª giornata di campionato tra Cus Palermo e Paceco, 2-0 in favore degli ospiti, il Cus che resta a quota 11 punti, il Paceco va a 19, Cus che deve senza dubbio invertire la rotta, specialmente in casa, costruendo di più, con più incisività. Il campionato è lungo e c'è ancora tanto tempo per centrare il grande obiettivo della salvezza. Beh, certo, indubbiamente questo dattilo a sorpresa, il mister Formisano ha creato un gruppo che però dall'inizio della stagione è lì, in vetta. San Cataldese e Gela stanno incominciando sempre di più a fare punti, che ne pensi Giuseppe? Io penso che è un girone molto equilibrato, come ha detto il tuo collega, in 4 punti ci sono 7 squadre. Sì. Però molto dipende dal mercato di dicembre, dove chi tiene a strada sopra interverrà nel mercato e darà quella scossa. Un'altra scossa che può anche rivoluzionare tutto, no? Sicuramente. Sicuramente, certo. D'altra parte è risaputa questa cosa, Carmelo, no? Che a dicembre cambia tutto, equilibri, squadre, giocatori, direttori sportivi, c'è una rivoluzione totale. Comincia un'altra stagione, comincia un altro campionato, anche se però indubbiamente legato a quelle che sono le dinamiche che si stanno formando in queste settimane con questi risultati. Chiaro. Bene, passiamo adesso al girone B, abbiamo anche in questa occasione subito i risultati insieme alla nostra Jenny, 11ª giornata di oggi, domenica 22 novembre. A te Jenny. Atletico Catania, Sporting Taormina 1-2. Giarre, Catania San Pio X 1-0. Modica, Acireale 1-0. Rocca di Caprileone, Forza Calcio Messina 5-0. Sicula Leonzio, Città di Rosolini 2-0. Sporting Via Grande, Igea Virtus 0-0. Milazzo, Palazzolo 0-0. Troina Orlandina 2-0. Praticamente vincono tutte le squadre in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza, ad esclusione della Ciriale. Guardiamo la classifica sottolineando che questo Troina è in testa, ma è anche vero che l'Igea Virtus ha una partita in meno. Guardiamo la classifica. Troina 24, Sicula Leonzio, Rocca di Caprileone 23, Sporting Taormina 22, Igea Virtus 21, Palazzolo 19, Acireale 18, Giarre Sporting Via Grande 14, Rosolini Milazzo 12, Modica Catania San Pio X 10, Forza Calcio Messina 8, Orlandina 6, Atletico Catania 2. Sottolineiamo anche in questa classifica, come al solito, i 3 punti di penalizzazione anche della Sicula Leonzio. E adesso il tabellino del prossimo turno, 12ª giornata, questi gli incontri. Aciriale Atletico Catania, Catania San Pio X Sporting Via Grande, Città di Rosolini Milazzo, Forza Calcio Messina Giarre, Igea Virtus Sicula Leonzio, Orlandina Rocca di Caprileone, Palazzolo Modica ed infine Sporting Taormina Troina. Sarà una domenica abbastanza impegnativa la prossima, tenendo presente che mercoledì ci sarà il recupero tra la squadra dell'Igea Virtus e il Giarre.
Sì, indubbiamente adesso il campionato entra in una fase calda. Diciamo che adesso parlare di sorprese guardando la classifica diventa un po' più difficile, perché ad esempio il Troina sta dimostrando di fare le cose sul serio. Oggi la partita del Silvio Proto era tutt'altro che facile per l'11 di Beppe Pagana, perché l'Orlandina arrivava da 2 vittorie consecutive, Sì. che poi erano i primi punti Certo. della stagione. Un esame che l'11 rossoblu ha superato egregiamente, esame superato egregiamente anche per il Rocca di Caprileone, che non ha sottovalutato e ha fatto bene il Forza Calcio Messina. Il risultato è eloquente, la manita dei ragazzi di Santino Bellinvia parla da sé. È un'altra vittoria convincente quella del Giarre, che torna alla vittoria superando il Catania San Pio X, dove ancora a breve non è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Io anticipo adesso anche un po' il servizio: le due catanesi, sia il Catania San Pio X che l'Atletico Catania di Infantino, a dicembre dovranno tornare sul mercato per andare a recuperare situazioni diverse, ma entrambe estremamente complicate. E come dicevi tu, il recupero di mercoledì dirà tante cose. L'Igea ha la possibilità di raggiungere il Troina in vetta, e anche per il Giarre di Carmelo Mancuso e del presidente Di Martino è un esame importante per a metà classifica, più che altro più tranquillità. Un pareggio sarebbe utile per allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose della classifica. E poi adesso ne parleremo ancora con Giuseppe Truglio, la situazione per certi aspetti difficile ed incomprensibile della Cireale. Allora guardiamolo, dura poco, un minuto e 30, questo servizio che ha visto lo Sporting Taormina vincere contro l'Atletico Catania. Guardiamolo. L'Atletico Catania esce sconfitto dal San Gaetano di Belpasso. A vincere sono gli ospiti dello Sporting Taormina per 2-1. La squadra atletista, prima dello squalificato Oliveri, è ben messa in campo e gioca in maniera ordinata. Il primo tempo si conclude con un sostanziale equilibrio. La ripresa vede subito gli ospiti passare in vantaggio con una girata di Maggialotti, su cui c'è anche una deviazione di Castiglia. L'Atletico, a differenza delle altre volte, non sembra subire il colpo e attraverso il gioco cerca di rialzare la testa. L'occasione per il pareggio capita sui piedi di Alessandria, che non inquadra lo specchio della porta. Il Taormina, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova invece la rete del 2-0. L'Atletico Catania con orgoglio si butta in avanti. Leonardi subisce un fallo da rigore che Tacchi trasforma. I restanti 10 minuti sono soltanto un arrembaggio atletista che non porta a nulla. Una sconfitta per l'Atletico Catania, ma onore anche alla squadra dei Coppa, che comunque continua ad essere altissimo in classifica. La squadra di Coppa sottolineiamola questa cosa. Assolutamente, lo Sporting non lo scopriamo certo adesso, è una squadra costruita per stare nelle prime posizioni. La grande bravura di Marco Coppa è quella di gestire l'enorme potenziale offensivo, e per stare al passo delle primissime lo Sporting probabilmente, Marco, dovrà lavorare soprattutto sulla fase difensiva, perché oggettivamente lo Sporting prende qualche gol di troppo, i 3 gol contro il Modica della settimana scorsa, ma anche il finale particolarmente sofferto di sabato del San Gaetano deve far riflettere. Questo non toglie comunque nulla ai meriti della squadra biancazzurra del presidente Castorino. Invece a questo punto iniziamo un mini processo, se così vogliamo chiamarlo, sulla Ciriale, no? Questa sconfitta a Modica, con grande chiaramente piacere per i ragusani, che portano via 3 punti importantissimi per la loro classifica. Che cosa è successo? Non vi siete mentalizzati? Insomma, siete stati troppo ottimisti all'inizio e poi dopo in piena partita è stato difficile recuperare, seppur solamente un gol? Oggi penso che abbiamo sbagliato tutto, sia dall'approccio che dal proseguo, fino ad arrivare al gol, dove non abbiamo avuto nessun tipo di reazione, anche se abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, ma nel secondo tempo è andata piuttosto male. Stiamo deludendo parecchio, perché abbiamo perso punti con squadre che sulla carta sono inferiori e sono metà classifica, se non meno. E per una squadra che ha obiettivi importanti questo non se lo può permettere.
Come si spiega il fatto, Peppe, che soffrite molto fuori casa? Bene o male al Tupparello i punti sono arrivati, non sempre siete stati brillanti, però i punti sono arrivati. Fuori casa invece il rendimento è stato estremamente balbettante. Questo è vero. In casa diciamo che dimostriamo di più fuori casa, magari fuori casa incontri squadre che si chiudono e non è facile scardinare le difese. Soprattutto in fase offensiva stiamo facendo fatica a concretizzare. È un periodo storto che secondo me con più di umiltà, un po' di sacrificio e fame, che secondo me sono le cose più importanti per questa categoria. Ma dopo questa partita di Modica la squadra insomma ha parlato, cioè vi siete resi conto che è stata una grande occasione sprecata? No, dopo la partita bocca chiusi, proprio bocca chiusi a casa. Se ne parla poi a con dicembre, calma martedì. A dicembre, Peppe, che a Cireale vedremo. Questa è domanda Lo vogliamo sapere anche i tifosi, che ci scrivono un sacco di email. È una domanda che dovresti fare al direttore. No, più che altro la sensazione, ecco, dall'esterno. La Cireale ha allestito un grandissimo organico, giocatori indiscutibili sotto l'aspetto tecnico, però forse questa squadra l'impressione che potesse essere allestita meglio. Ad esempio, partiamo dal centrocampo, che è il ruolo che ti vede direttamente protagonista. Forse Gatto, che poi è andato all'Atletico, era forse più adeguato per giocare con te rispetto a Privitera, e anche in avanti un po' Contino e Gambino sono giocatori simili. L'impressione che la dirigenza abbia fatto un po' la collezione di figurine Panini. Siete tutti giocatori assolutamente di categoria superiore, te compreso, però forse questa era una squadra che poteva essere assemblata meglio. Ma io non penso questo, perché come hai detto tu, Privitera per me è uno dei centrocampisti più importanti di questa categoria. Ti ripeto, la squadra c'è, i giocatori ci sono, però forse sta mancando qualcosina che non stiamo facendo noi. Ti ripeto, come ho detto prima, la cattiveria, la fame sono cose, ma io dico le cose come stanno, dico cose come stanno. Se mancano queste in questa categoria fai fatica con tutti. Certo, e si è visto, con il Forza Calcio Messina in casa hai creato 2000 occasioni, però un punto è portato a casa. Certo. Beh, d'altra parte l'agonismo in queste categorie è fondamentale, manca quello, magari in altre categorie, dilettanti, professionisti, c'è, però ci sono altre caratteristiche. Chiaro. E adesso domenica prossima c'è questo incontro, tra virgolette, che sembrerebbe facile con l'Atletico Catania, ma come abbiamo visto nulla è facile, nulla è scritto. Come pensate di affrontare questa settimana in vista dell'incontro contro l'Atletico Catania? Penso che sarà una settimana pesante dopo questa sconfitta, però dobbiamo avere la forza e l'umiltà di andare avanti, perché domenica ci aspetta un'altra partita tosta, dove bisogna affrontarla con la maniera giusta, perché non è facile. Credo che i tifosi però staranno con la squadra. Carmelo, che ne pensi? Nel bene e nel male, devo dire negli ultimi tempi, soprattutto nel bene, a Cireale è una piazza caldissima e loro hanno la possibilità veramente di trovarsi al proprio fianco questo 12° giocatore in campo, che magari in altre piazze c'è molto meno. È una piazza esigente, una piazza competente che non fa mancare la pressione. Però al tempo stesso sa essere quel 12° uomo in campo di cui forse loro in questo momento hanno estremo bisogno. Ultima domanda, è un campionato molto particolare, perché abbiamo detto già dall'inizio sono 5-6 squadre che sulla carta hanno voglia di vincerlo questo girone, però sappiamo benissimo che il campionato ancora è lungo, abbiamo detto che a dicembre ci saranno probabilmente molti cambiamenti, ma attualmente, qual è la squadra che ti ha impressionato più di tutti? Io sabato scorso ho visto Catania sempre 10º, Rocca di Caprileone, non l'ho incontrata fino adesso, però mi ha destato un'ottima impressione. Poi le messinesi, in genere sono quelle più arcigne. Ci sono parecchie squadre importanti sopra. Perfetto, allora vedremo cosa succederà la prossima settimana. Ok, allora chiudiamo lo spazio dedicato all'eccellenza, salutiamo Carmelo che rivedremo la prossima settimana. Grazie Ettore, una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, e salutiamo anche Giuseppe Truglio, a cui auguriamo il buon ritorno a Catania, tenendo presente tra l'altro che comunque ancora è tutto aperto. Sottolineiamolo e ricordiamolo appunto ancora una volta ai tifosi. Ci mancherebbe, mai abbandonare la barca. E poi c'è sempre questa possibilità della Coppa Italia che credo che ve la giocherete sino all'ultimo istante. Grazie all'invito, buonasera. Grazie a Giuseppe Truglio della Cireale Calcio. Jenny, siamo pronti per la pubblicità.
Vi raccomando, posso ricordare il numero dei selfie? Ma non lo dire così disperato, certo lo puoi fare. Perché... Allora, ricordiamo il numero 336 92 07 27. Ecco, però sottolineiamo una cosa, è importante che questi selfie non arrivino la stessa domenica, magari qualche giorno prima, così li possiamo mandare Ovviamente, però anche se magari li mandano adesso, noi li faremo rivedere per la domenica prossima. prossima. Perfetto, benissimo, allora c'è la pubblicità. Rimanete con noi, pubblicità. Avete visto anche il promo di Coffee Time, tutto in un caffè, prestissimo ne saprete di più. Adesso salutiamo in postazione il nostro Antonio Rabisarda. Ciao Antonio. Ciao Ettore. Con te parleremo chiaramente di promozione, campionato di promozione. Salutiamo anche i tuoi ascoltatori della tua radio web. Beh, tua, diciamo, tu lavori per questa radio web. Globus Magazine / Radio, parleremo del Catania di questo pareggio, ma oggi occupiamoci di promozione. Perfetto. E salutiamo nella postazione ospiti, anche se ospiti non è perché è un nostro collaboratore fidatissimo ed in gambissima, il nostro Andrea Lovento. Buonasera Ettore, buonasera ai nostri amici da casa. Abbiamo saputo che ti stai facendo crescere la barba come Alessio Patti, complimenti. No, come Carmelo Puglisi. Come Carmelo Puglisi, benissimo, ok. E vicino ad Andrea Lovento abbiamo il vicepresidente del Percicli, prima categoria, Maurizio Manenti. Buonasera, buonasera. Presidente, vicepresidente, un po' tutto. Anche perché in in queste categorie bisogna sapere fare tutto, esatto, quindi va benissimo. Allora, campionato di promozione, subito i risultati insieme a Jenny, parliamo dell'11ª giornata e parliamo del girone A. A te Jenny. Audace Partinico, Bolognetta 1-0. Cefalù, Real Finale 0-0. Città di Carini, Città di Casteldaccia 0-2. Monreale, Nuova Sancis 0-1. Prizzi, Castellammare 0-1. Pro Villabate, Borgata Terrenove 6-1. Riviera Marmi, Ares Menfi 3-3. Il pareggio della Riviera Marmi ha fatto sì che la Nuova Sancis rosicchiasse qualche punto in classifica appunto alla Riviera Marmi. La settimana scorsa aveva perso 3 punti, sì, perché nel frattempo possiamo vedere anche la classifica, no? Aveva perso un punto perché ricordiamo la settimana scorsa ha avuto una battuta d'arresto la Riviera Marmi con il pareggio e che ripropone questa settimana anche, quindi si vede che la squadra palermitana sta avendo un calo magari fisiologico, ma è al secondo pareggio consecutivo. La settimana scorsa aveva perso un punticino e invece questa volta ne ha guadagnati 2 ed è importante, la Nuova Sancis si approfitta di questo pareggio questa volta, squadra veramente che gioca... Chiamiamo la classifica dalla regia cortesemente, così abbiamo un quadro ancora più completo, girone A del campionato di promozione e poi dopo appunto
intanto chiudiamo con un fatto che settimana prossima ci sarà una partita importante. Esattamente. Vincono intanto tutte le inseguitrici, questo è importante dirlo perché anche in Extremis vincono l'Audace Partinico, Castellammare e la Casteldaccia. Gli occhi sono tutti quanti puntati a questo punto, dopo questi punti rosicchiati e i 2 punti di differenza, perché ora la Nuova Sancis è a meno 2 punti dalla Riviera Marmi, c'è lo scontro prima contro seconda, la Nuova Sancis ospita la Riviera Marmi. E quindi sarà veramente una partita tutta ad un fiato. Non dico che sarà dentro fuori, ma però ci manca. A questo punto del campionato è importante. E adesso il girone B, anche in questa occasione, 11ª giornata, i risultati insieme a Gelli. Barcellona Pozzo di Gotto, Torregrotta 2-1. Camaro Città di Messina 1-2. Città di Sant'Agata di Militello, Città San Filippo del Mela 1-0. Ionica, Città di Mistretta 4-0. L'Iniziativa, Merì 0-1. Pistunina, Messana 1-2. Sinagra, Acque Dolcese 0-2. Ha riposato la Sant'Angiolese. Importante vittoria del Città di Sant'Agata di Militello che continua ad essere in vetta in questo girone di promozione. Ormai lo ribadiamo ormai da 11 giornate, è una squadra che gioca bene, molto bene, è compatta nei suoi reparti e fa la differenza, è la squadra da battere nel girone B. Non vince invece più il Torregrotta che purtroppo va a perdere contro il Barcellona Pozzo di Gotto. Attenzione, è una squadra, il Barcellona, che veramente sta facendo molto molto bene. Ricordiamo che 6 giornate fa era a 0 punti insieme al Camaro che credo che abbiamo delle immagini. Questa sconfitta in casa del Camaro un po' ci ha spiazzati perché era in una fase era derby, in una fase positiva, e tu sai che quando si parla di derby io sono sempre su di corda. Sì. È stata una bella partita, qua vediamo le immagini, abbiamo il Camaro in tenuta nero-verde e poi abbiamo invece il Città di Messina in maglietta gialla fluo e pantaloncini blu. Vediamo quel vantaggio subito del Camaro, squadra che gioca veramente molto bene, sì. Però questa volta non è riuscita a fare l'exploit. Il Città di Messina che ritorna alla vittoria dopo 2 o 3 giornate ed è importantissimo, ci ha provato, è stato anche secondo me tenterà un aggancio nella zona playoff. Allora, paradossalmente, perché ha 17 punti, il secondo in classifica ne ha 19. Allora, intanto piacevolmente il Barcellona a Pozzo di Gotto, dopo che stavo dicendo 6 giornate fa era a 0 punti, ora adesso è agganciata in zona playoff e può far bene perché è una squadra che gioca veramente veramente molto bene. Il Camaro secondo me sì, hai ragione, insieme al Città di Messina che si trova là se la giocheranno. È un campionato, come abbiamo detto sempre, molto equilibrato e quindi credo che merita veramente questo palcoscenico veramente, molto bello veramente. Benissimo, questa è la dimostrazione che i gironi messinesi sono sempre quelli più incerti, più... Sì, esattamente, volevo menzionare che la prossima settimana ci sarà uno scontro Torregrotta-Ionica, che si trova in piena zona playoff e per il Torregrotta si fa difficile perché ora è veramente in uno stato di forma non veramente molto ottimale, quindi ci auguriamo tutti che il Torregrotta possa risalire, visto che si trovava fino a poche giornate fa più vicina alla vetta, adesso è un pochettino è a -9 dal Città di Sant'Agata di Militello. Avevi detto di non parlare di questa Città di Sant'Agata di Militello, però un plauso dobbiamo farlo, no? C'è uno stacco netto rispetto alle inseguitrici. Sì, e ovviamente è una squadra, è come una macchia di Formula 1, sta vincendo, sta ammazzando quasi il campionato, come la Nice nel girone D. Però è una squadra che gioca veramente molto bene, Ettore, veramente. Vanno fatti i complimenti a questa squadra. Ok, complimenti dunque al Sant'Agata di Militello che con 28 punti è in testa in questo girone B del campionato di promozione. Abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ritorneremo in studio, 2 altri importanti gironi del campionato di promozione, quello C e quello D, e poi avremo anche l'intervento del nostro Andrea che è andato a vedere la bella partita tra New Team Ragusa e... Bella, insomma, è un eufemismo, nel senso che
nel senso che è stato un 1-1 un po' scialbo, ma dopo però ne io ho parleremo. sentito Mr. Bacca, insomma, era un po' amareggiato perché insomma ci sono rimasti male che hanno pareggiato. Hanno pareggiato all'ultimo momento, dunque il Santa Croce è stato penalizzato troppo. tanto, sì. Vabbè, però insomma, dopo ne parleremo. Dopo ne parleremo. Allora a questo punto complimenti tanto per insomma i bracciali. La nostra penaltina ci sorprende per il suo look. Ci lanci la pubblicità? Vi raccomando, restate con noi, si stanno inquadrando i miei bracciali. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440.